Oste, portami una birra, per piacere. Dino, non sarebbe ora che tu imparassi a parlare l'italiano, invece che in dialetto? Dialetto? C'è che parla in dialetto? La mia è la variante della lingua che ha secoli di storia alle spalle. Ma va là, Dino! Ascolta, un mito timido e anche un po' ignorante. L'ha avuto saper la storia dei Veneti quando l'è scomensià? Tu conosci la storia dei Veneti? Non so mica un musso come ti. Te che da sapere, ometto, che la civiltà dei Veneti la gale soraise in un tempo molto lontano. I primi Veneti si insediè nel nord-est della penisola italica nel IX secolo a.C. I Romani erano ancora drio farsi alla tarda la lupa, quando i Veneti sapevano già che fate le case col secciar, e il bagno e un polinar fuori dalla porta. Ma poi i Romani hanno conquistato i Veneti. Ti insegno una roba, ometto. I Veneti non è mai ste conquiste dai Romani. Gli diventé alleati e gli ste assorbì dai Romani. E qual è la differenza, Dino? Beh, è la stessa differenza che ti te me invidi a casa tua a cena o che mi vengo con la forca a ribaltarti la cucina, la stalla e granar. Ma i Veneti, in quanto alleati, gli poteva tenere le sue tradizioni. Pensa che Tito Livio, storico che l'ha scritto un'opera gigantesca, la storia di Roma, Noba Gigi, e il venia da Padova, e l'ha sempre conservà la patavinitas, un stile veneto nel modo di scrivere. Padovani, gran dottori già allora. Ma dopo qualche secolo, come tutti sa, l'impero romano le croasò, patapunfete, e nel Veneto l'è nata la Repubblica de Venezia. Venezia l'ha ripreso la sua cultura, la sostituì al diritto romano e il diritto veneto, e la riportò alla luce le tradizioni venete, fin a formare una città splendida, ammirà, rispettà in tutto il mondo allora conosciuto. Pensa ometto che la Repubblica Veneta è stata la più longeva, che vuol dire longa, repubblica al mondo. Le dura più di 1100 anni. I popoli si sottometteva spontaneamente a Venezia, per affetto verso la Repubblica e perché che convenia. Neanche al canno il muove la coa per niente, come dice anche al Masca. Cambiai i tempi, ometto. Veramente? Venezia, che era la porta verso l'Oriente, la sviluppò una grande e potente flotta, che dopo un po' di anni la dominava tutto il Mediterraneo. Non è che sia bastato 1 o 2 anni a far della città in mezzo all'acqua la capitale del Mediterraneo. Anche a me che voluto anni a diventare il più bel de Sandrà. Prova a immaginarti una città con migliaia di abitanti. Te dove essere, ometto, per vedere le ricchezze che si accumulava a Venezia. Da Venezia passava tutti i prodotti possibili e immaginabili, dall'Oriente e dall'Occidente, verso le città dove veniva a lavorare strafanti di tutti i tipi. Sì, è vero che anche ancora i veneziani fai skate, coi turisti, coi veri de Burano, i merletti de Murano e i tespena al tronchetto, ma non è la stessa roba. All'epoca Venezia era un faro per l'umanità e si viveva anche ben a sentire le testimonianze di quei che era in quell'epoca. Era un sentimento nazionale veneto, ometto. E il simbolo di tutto questo era il Leone de Venezia. Leone Marciano. Marciano? De San Marco, musso. Un musso? Pensavo fosse un leone. Spiegarti le robe a te, le come darghe a uno se sta sul water. Scusa Dino, ma non è che posso sapere tutto. Ma è anche niente. Come ti diceva, il Veneto all'epoca che faceva gola a tanti. Dove catto una zona del mondo così bella, tra Dolomiti e lago e mar, senza parlare di tutti i schei nelle casse dei veneziani. E allora si formò la Lega dei Cambrai, col Papa in prima linea contro i Veneti. Ma quella volta lì i veneziani la scampà. Ma bisogna sempre imparare una lezione, ometto. Per quanto te sia forte, te catare sempre uno più forte di te, quel cosiddetto dal formaio. E nel 1797 in Veneto è arrivato quel nanetto di Napoleone a far malani. I francesi se noi fa malani noi è contenti. D'altra parte, il vino è buoni di farlo. Giocare a Bologna anche, i da far qualcos'altro. Beh, i francesi in apportai a tutto. Tutto quel che poteva. Dopo, anche Napoleone le nà sulle ortighe. E che sta la restaurazione del congresso di Vienna nel 1815. E ha restaurato tutto come l'era prima che arrivasse Napoleone a far casin. Tutto tranne Venezia, perché i striaci volevano possessarsene. E lì è scominciato un periodo di fame e miseria per il Veneto che sa prolungare fino agli anni 50 del secolo scorso. Sì, perché dopo i striaci arrivai italiani o piemontesi, e con l'arrivo degli italiani voi altri dire: finalmente, magari adesso scomincia un bel periodo per i veneti. Ma che, una miseria mai vista. Tasse da fuoco, altro che monti. E infatti mica per niente i veneti gli attaccai a emigrare in tutto il mondo. E no, 2 veneti. 2 milioni di veneti, su un totale di 3 milioni, che è partì abbandonando la sua terra per i paesi d'Europa, d'America, d'Australia.
Bisogna aspettare il dopoguerra per vedere la rinascita del Veneto, grazie alla dedizione per il lavoro di sta gente, che la sa dato da far per tirarsi fuori dalle petole, e non solo la Russia, ma le diventa centro d'eccellenza del commercio mondiale, e anche a dirlo, locomotiva d'Italia. Per non parlare del turismo. Venezia e americani gli provano tutti i modi a copiarla, ma se vuol vederla, i da venire qua. Che storia, Dino! Noi altri siamo un popolo onesto e laborioso, e ti vedrei che anche stavolta che par che tutto va a remengo, se ne rimbocchen le maneghe che venien fuori dalle miserie di sti tempi chi. Davvero, ci credo, Dino! E tu capio, Mito? Se tu ancora dell'idea che goda parlare in italiano, perché il mio dialetto non ha la dignità della lingua? No, no, per carità! Oste, portami un gotto de vinchi, uno a me e uno al Dino, che femo un brindisi alla nostra regione. Oste, un gotto di amarone della Valpolicella!